Come vedete comincia ora la processione, passaggio ormai compiuto sull'infiorata. Arrivare al fiancheggiare, ecco, il Bo per capirci, ma si girerà poi a sinistra per prendere. Ecco, qualcuno come vedete fa la processione a piedi, l'avevamo anticipato. Per quanto ci faccia un po' impressione, questa reliquia del mento del santo ci ricorda la dimensione di Antonio Predicatore, ciò che gli è servito per parlare, anche la mandibola oltre la lingua. Ed è per questo che venne da un piccolo reliquiario, come vedete. All'interno di quel piccolo reliquiario ci sono alcuni frammenti della mano destra di Antonio, la mano benedicente. Vediamo in questo caso, è praticamente impossibile evitare gli assembramento. Anzi, proprio si era detto che il mezzo doveva andare un po' veloce in questi ultimi 2 anni proprio per evitare che ci fossero degli assembramenti. Ed ecco questa immagine in esclusiva per Rete Veneta che ci riaccompagna all'interno della basilica. Pochi istanti